Buonasera, vi do il benvenuto, le benvenute per questo quarto e ultimo appuntamento di questa rassegna Parole contro tempo. Allora 3 anni fa abbiamo scommesso in questo percorso che vuole essere proprio un viaggio grazie a pensatrici e pensatori che ci aiutano ad essere come delle bussole, guidarci entro questo orizzonte infinito che le parole portano con sé. Abbiamo iniziato questa terza edizione con la parola futuro connesso al tema delle tecnologie, della nuova intelligenza artificiale. Abbiamo proseguito poi la nostra riflessione con la parola il concetto di limite, riscoprendo quanto sia uno tra i più concetti più flessibili in assoluto. La volta scorsa invece siamo entrati in qualcosa che ci ha toccato più direttamente, ovvero il tema dell'empatia, e questa sera concludiamo con un tema particolarmente caro a noi della Chiave di Sofia, perché abbiamo dedicato anche un'intera rivista cartacea su questo tema, ovvero il tema della famiglia. Spesso e volentieri anche nella cronaca contemporanea che ascoltiamo, nella TV, nel dibattito politico, quindi insomma ci sembrava essere l'occasione perfetta in questo tempo storico ritornare a capire perché è importante parlare di famiglia, che cosa significa famiglia e come soprattutto nasce una famiglia. Io ringrazio ovviamente la città di Pieve di Soligo, la sua amministrazione che sarà qui alla fine per un saluto, perché ha condiviso con noi l'esigenza di questo percorso. Ringrazio Lisa Tognon dell'Assicurazione Generali Corso Mazzini di Conegliano per aver così costruito con noi come unico partner questo tipo di rassegna, e ringrazio voi che siete qui questa sera con noi a proseguire questo viaggio. Non mi dilungo troppo perché sennò mi parte la tosse, quindi chiamerei qui sul palco la collega Chiara Frezza e soprattutto la nostra ospite che accogliamo con un grande applauso, Manuela Naldini. Grazie. Buonasera a tutti e a tutte. Buonasera professoressa, grazie per essere qui con noi, per aver accolto il nostro invito. Come avrete capito, la parola di questa sera è famiglia. Famiglia di sicuro sarà una parola a voi familiare, ma non sempre tutto quello che è familiare, tutto quello che ci è noto, allora ci è conosciuto. Infatti, come diceva Elena, insomma in questi mesi ci siamo anche noi dedicati al tema della famiglia con la nostra rivista, la nostra ultima rivista Ritratti familiari. Il concetto di famiglia è un concetto molto denso all'interno del quale confluiscono diverse discipline, dalla filosofia alla sociologia, all'antropologia, ma quello che ci interessava e quello che ci interessa fare anche questa sera è più che altro un punto della situazione, capire a che punto siamo quando parliamo di famiglia. E per questo abbiamo invitato appunto Manuela Naldini, sociologa e professoressa ordinaria di sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università di Torino, dove insegna sociologia della famiglia e sistemi di welfare comparati. Ha coordinato diversi progetti a livello nazionale e internazionale, attualmente responsabile scientifica del progetto PRIN, Programma Ricerca di Interesse Nazionale, GEA Gender in Accademia. Tra i suoi lavori più importanti, Sociologia della famiglia con Chiara Saracino, che ormai è la 4ª edizione, e Conciliare famiglia e lavoro, vecchi e nuovi patti tra i sessi e tra le generazioni. Ma prima di addentrarci attraverso appunto i diversi significati della parola famiglia, vorrei introdurvi alla serata con le parole di un importante scrittore, di sicuro molto noto anche a voi, e quindi lascio appunto la parola ad Anna che ci introduce a questa serata. Grazie. Tutte le famiglie felici sono simili le une alle altre. Ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. Tutto era sottosopra in casa Blonsky. La moglie era venuta a sapere che il marito aveva una relazione con la governante francese che era stata presso di loro e aveva dichiarato al marito di non poter più vivere con lui nella stessa casa. Questa situazione durava già da 3 giorni ed era sentita tormentosamente dagli stessi coniugi e da tutti i membri della famiglia e dai domestici. 3 giorni dopo il litigio, il principe Stepan Arkadich Oblonsky, Stiva, come era chiamato in società, all'ora solita, cioè alle 8 del mattino, si svegliò non nella camera della moglie, ma nello studio, sul divano marocchino.
rigirò il corpo pienotto e ben curato sulle molle del divano, come se volesse riaddormentarsi di nuovo a lungo. Rivolto al cuscino, lo abbracciò forte e vi appoggiò la guancia. Ma a un tratto fece un balzo, sedette sul divano e aprì gli occhi. E, notata una striscia di luce che filtrava da un lato della cortina di panno, sporse allegramente i piedi fuori dal divano, cercò con essi le pantofole di marocchino dorato ricamategli dalla moglie, dono per l'ultimo suo compleanno, e per vecchia abitudine ormai di 9 anni, senza alzarsi allungò il braccio verso il posto dove, nella camera matrimoniale, era appesa la vestaglia. In quel momento, ad un tratto, ricordò come e perché non dormiva nella camera della moglie, ma nello studio. Il sorriso gli sparve dal volto, corrugò la fronte. Ai, 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 mugolò, ricordando quanto era accaduto, e gli si presentarono di nuovo alla mente tutti i particolari del litigio, la situazione senza via di uscita e, più tormentosa di tutto, la propria colpa. Già, lei non perdonerà, non può perdonare, e quel che è peggio è che la colpa di tutto è mia. La colpa è mia, eppure non sono colpevole. E proprio in questo sta il dramma, pensava. Ai, 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 ripeteva con disperazione, ricordando le impressioni più penose per lui di quella rottura. Più spiacevole di tutto, il primo momento, quando, tornato da teatro, allegro e soddisfatto, con un'enorme pera in mano per la moglie, non l'aveva trovata nel salotto. Con sorpresa non l'aveva trovata neanche nello studio e infine l'aveva scorta in camera con in mano il malaugurato biglietto che aveva rivelato ogni cosa. Lei, quella Dolly eternamente preoccupata ed inquieta e non profonda come egli la giudicava, sedeva immobile con il biglietto in mano e lo guardava con un'espressione di orrore, di esasperazione e di rabbia. «Cos'è questo biglietto? Cos'è?» chiedeva mostrando il biglietto. E a quel ricordo, come talvolta accade, ciò che tormentava Stepan Arkadič non era tanto il fatto in se stesso, quanto il modo col quale egli aveva risposto alle parole della moglie. Gli era accaduto in quel momento quello che accade alle persone che vengono inaspettatamente accusate di qualcosa di troppo vergognoso. Non aveva saputo adattare il viso alla situazione in cui era venuto a trovarsi di fronte alla moglie dopo la scoperta della propria colpa. E invece di offendersi, negare, giustificarsi, chiedere perdono, rimanere magari indifferente, tutto sarebbe stato meglio di quel che aveva fatto. Il suo viso, in modo del tutto involontario, azione riflessa del cervello, pensò Stepan Arkadič, che amava la fisiologia, in modo del tutto involontario aveva improvvisamente sorriso del suo usuale, buono e perciò stupido sorriso. Questo stupido sorriso non riusciva a perdonarselo. Ma visto quel sorriso, Dolly aveva rabbrividito come per un dolore fisico. Era scoppiata con l'impeto che le era proprio in un diluvio di parole duro ed era corsa via di camera. Da quel momento non aveva più voluto vedere il marito. Tutta colpa di quello stupido sorriso, pensava Stepan Arkadič. Ma che fare? Che fare? Si chiedeva con disperazione e non trovava risposta. Grazie Anna. Allora abbiamo deciso di introdurvi al tema di questa serata con uno degli incipit più famosi della storia della letteratura. Tutte le famiglie felici sono simili le une alle altre. Ogni famiglia infelice è invece infelice a modo suo, diceva Tolstoj in Anna Karenina.
Diciamo che questa frase può essere interpretata in svariati modi. Tolstoi poteva voler dire che appunto tutte le famiglie felici certo si somigliano, ma il processo che le ha portate ad essere felici è stato diverso in ognuna famiglia. Tuttavia quello che si vede esteriormente è proprio la felicità di queste famiglie. Diversa cosa invece è per la disarmonia. Nelle famiglie in cui appunto regna la disarmonia, ecco che questa disarmonia è correlata a diversi fattori, a diverse cause. Ma le chiedo, oggi è davvero così? Ogni famiglia, anche se è felice, si somiglia? Insomma, cosa definisce una famiglia? Grazie. Allora, sì, dopo questa lettura, insomma, che ci ricorda in verità che l'Ottocento è il secolo in cui questo romanzo vede la luce, è il secolo anche in cui si afferma, soprattutto nelle classi sociali più alte, la borghesia, l'amore, il complesso dell'amore romantico come un elemento importante che ci sembra oggi definire la famiglia e le relazioni. Però questo ci ricorda anche che in verità le famiglie prima dell'amore romantico erano famiglie indipendentemente dagli aspetti affettivi e dagli aspetti legati all'amore, che oggi noi consideriamo un'aberrazione, avere una coppia che vive senza l'amore. Però è una scoperta recente. Questa per dire che in realtà quando parliamo di famiglia, e quindi per arrivare alla seconda parte, cosa definisce una famiglia, la storia umana, la storia della vicenda delle persone che hanno abitato questo pianeta, presenta un repertorio enorme di varietà, infinito, di varietà, di modi di fare famiglia, di modi di dare senso e significato a quello che noi oggi chiamiamo famiglia. E questa varietà ci fa propendere per il dire che in realtà anche le famiglie che oggi definiremmo felici, e quella felicità era in base all'idea dell'amore, in realtà sono tutte diverse tra di loro. E che l'amore e la felicità è qualcosa di davvero molto specifico della famiglia moderna e della famiglia contemporanea. È stata la forza della famiglia a partire dall'Ottocento, e i romanzi hanno contribuito a costruire questa mistica dell'amore, questo complesso dell'amore, ed è stata anche la sua, diciamo, la sua disfatta, no? Perché oggi la fine dell'amore segna anche la fine del matrimonio, segna anche la fine della coppia, che invece nelle epoche passate, anche solo se guardiamo all'Occidente, questo non esisteva. Per tornare alla definizione di famiglia, diciamo che intanto sarebbe opportuno, dopo quello che ho detto, utilizzare il sostantivo al plurale e dire che esistono le famiglie e non la famiglia. Anche perché dire che esiste la famiglia e come definire la famiglia è un po' guardare anche al modo attraverso cui le forme di regolamentazione di ciò che è famiglia hanno contribuito a definire la famiglia, indipendentemente dalla vita e dalle vicende delle persone. Faccio un esempio. Le definizioni giuridiche di famiglia cambiano e sono cambiate nel tempo, ma contribuiscono in modo determinante a definire quali relazioni sono riconosciute e legittimamente possono essere riconosciute come relazioni familiari, e quali no, indipendentemente per esempio dall'aspetto naturale, proprio perché c'è poco di naturale nella famiglia, che è, lo dichiaro subito, una costruzione sociale e storica e culturale, e quindi variabile nel tempo e nello spazio. L'esempio del giuridico lo possiamo fare con un esempio più vicino a noi, all'Italia, alla riforma del diritto di famiglia, che in Italia arriva tardi, arriva solo nel 1975. Fino ad allora
un figlio che una donna aveva avuto da una relazione fuori dal matrimonio non poteva essere disconosciuto in quel matrimonio, e quindi il figlio prendeva il cognome del marito, a meno che la stessa donna rinunciasse a riconoscere il figlio, scusate. Così come un marito dentro un matrimonio non poteva riconoscere un figlio che naturalmente aveva avuto, e quindi, come vediamo, la norma giuridica di volta in volta ha sancito che cosa è famiglia e che cosa è naturale o non naturale. Certo. E dato che hai parlato di genitori, di genitorialità, ti chiedo, i nuovi modi di diventare genitori, come per esempio l'adozione, ma soprattutto i nuovi modi di avere figli, legati soprattutto allo sviluppo delle tecnologie, in che modo stanno cambiando le famiglie dei nostri giorni, della nostra società? Allora, senz'altro le tecnologie hanno un impatto importante nelle nostre vite, non solo in quelle riproduttive, diciamo, in senso stretto, in tanti aspetti, ma anche in questo. E le famiglie, la genitorialità è cambiata proprio perché, e non solo attraverso le tecnologie, c'è un disgiungimento, diciamo, tra gli aspetti biologici, quelli legali e quelli di vita quotidiana e sociale, no? C'è un disgiungimento. Questo disgiungimento si vede in modo forte, insomma, controluce, guardando alle tecniche di riproduzione assistita, soprattutto laddove le tecniche vanno nella direzione di utilizzare, per esempio, dei gameti all'esterno delle coppie. Si parla di tecniche eterologhe, no? Per rapporto alle tecniche cosiddette omologhe, in cui si utilizza invece, diciamo, il materiale biologico dentro la coppia. E quindi in questo caso, come nel caso della gestazione per altri, effettivamente si mette in gioco un disgiungimento e anche una genitorialità, se vogliamo, in cui chi contribuisce ha aspetti multipli, non c'è soltanto appunto i genitori o il genitore intenzionale, non c'è soltanto il genitore che magari ha dato una parte di proprio materiale biologico, ma c'è una terza parte, a volte anche più di una terza parte, nella gestazione per altri. Quindi certamente questo mette in luce questo disgiungimento, ma questa, diciamo, sconnessione esisteva, come lei accennava, già riguardo all'adozione, che tra l'altro l'adozione appunto non è un istituto nuovo, e anche nel nostro paese le prime forme di adozione nascevano con l'obiettivo di dare un figlio a dei genitori, a degli adulti che non potevano averne. Quindi la prima legge in Italia era proprio per dare dei figli a chi figli non poteva averne, no? Poi insomma anche nella Bibbia le storie raccontano di come si risolvevano i problemi di sterilità, insomma. E effettivamente è solo più recentemente che la legge ha cambiato, diciamo, il suo sguardo, e l'obiettivo dell'adozione oggi è quello di dare una famiglia a un bambino, una bambina che non ha una famiglia, o che è nato in una famiglia sfortunata, o che è stato abbandonato. Quindi è proprio cambiato, ma lì si vede bene come la genitorialità sia costruita di nuovo dalla norma giuridica, che crea la filiazione attraverso l'adozione, indipendentemente appunto da elementi che hanno a che fare con la consanguineità. Però io direi che non sono soltanto le tecniche di riproduzione assistita e le nuove tecnologie che ci segnalano questa sconnessione tra sessualità, procreazione e coppia, ma anche altre realtà che sono molto presenti soprattutto nelle società occidentali contemporanee, e ovviamente anche in Italia, che sono legate per esempio alla crescita delle separazioni e dei divorzi. Con una separazione, con un divorzio, sempre di più bambini si trovano a vivere in contesti di vita quotidiana in cui magari hanno solo con loro uno dei due genitori biologici, magari l'altro vive da un'altra parte. Quindi anche qui abbiamo la presenza, no, di più figure genitoriali e non una più coincidenza tra la coppia
generatrice, diciamo, e i figli, no? Quindi questo è anche un elemento importante da tenere presente, che di nuovo emerge forte anche con le leggi, proprio perché riconoscono questo disgiungimento in qualche modo, per esempio con la possibilità dell'adozione dei figli del partner, dell'altro coniuge, no? Che è poi un istituto, come sappiamo, di cui si è dibattuto moltissimo per quanto riguarda le unioni civili e quindi la possibilità della filiazione nel caso di coppie dello stesso sesso. Sappiamo che nel nostro paese è stata introdotta tardivamente una legge, no? La legge sulle unioni civili, la legge conosciuta legge Cirinnà, la 76 del 2012. Direi di sì. Del 2012, che in realtà non prevede la possibilità della cosiddetta stepchild adoption, quindi che l'altro partner possa essere riconosciuto automaticamente dentro anche un'unione civile come l'altro genitore. Questo chiaramente cambia e crea delle disparità, a mio modo di vedere, per quanto riguarda i bambini, perché in questo caso ci sono bambini che hanno diritto per legge ad avere due genitori e in questo caso no. Grazie. E proprio perché appunto vogliamo fare il punto della situazione rispetto a quello che viviamo oggi, un altro elemento importante su cui tu hai lavorato insomma, durante il corso dei tuoi studi sono i ruoli di genere all'interno della famiglia. Oggi si parla sempre di più di emancipazione di genere, quindi ti chiedo in che modo cambiano i ruoli familiari all'interno appunto di una dimensione familiare, soprattutto per quel che riguarda per esempio l'attività di cura oppure appunto la gestione della casa, dell'oikos. Ecco. Grazie anche per questa domanda, molto interessante, uno dei temi, insomma, uno dei miei cavalli di battaglia. Ho sempre guardato alle famiglie, alle trasformazioni familiari con un'attenzione alla dimensione di genere e anche con un'attenzione a come questa dimensione continui ad essere pervasiva delle nostre esperienze di vita quotidiane, delle pratiche familiari, anche nei paesi occidentali, anche nei contesti che si definiscono più paritari. E in effetti, a partire dal femminismo, insomma, soprattutto nei paesi occidentali, dagli anni 70, c'è stata una rivoluzione importante di genere che ha avvicinato sempre di più i mondi di vita femminili e quelli maschili. Tuttavia questa rivoluzione resta, come è stato detto, da un lato incompiuta e dall'altro, insomma, si è fermata un po' sulla soglia di casa, come si suol dire. Resta incompiuta perché? Perché sicuramente sono avvenute delle trasformazioni importanti da parte delle donne, sul versante soprattutto che le vede fuori dall'ambito familiare e domestico, quindi la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e prima ancora l'istruzione che è davvero il motore, è stato il motore del cambiamento e dell'emancipazione femminile, e che in Italia è arrivata un po' più tardi di altri paesi occidentali, ma è arrivata in modo prepotente. Oggi le donne da molti decenni, insomma dagli anni 90, hanno sorpassato gli uomini in termini di istruzione, anche istruzione di tipo terziario, quindi anche all'università sono di più le donne che gli uomini che si laureano, quindi da questo punto di vista sono avvenute grandi trasformazioni perché le donne lavorano, e le donne italiane tra l'altro lavorano e continuano a lavorare anche quando arriva il figlio o il primo figlio. E allora perché questa rivoluzione è incompiuta? È incompiuta perché quello che è cambiato poco sono gli uomini. Gli uomini sono cambiati poco. Sono cambiati poco soprattutto sul fronte della famiglia, sul fronte della condivisione del lavoro familiare, domestico, ma anche quello di cura. Certamente c'è una quota importante di uomini, soprattutto di padri, di giovani padri, che
ha rivoluzionato e sta rivoluzionando il proprio genere e anche ridefinendo le proprie identità, cosa significa essere un uomo, come ci sta la cura nell'essere un uomo, come ci sta anche la paternità, quindi da questo punto di vista sì, ma resta una minoranza e comunque il peso del lavoro familiare resta sulle spalle principalmente delle donne. E a questo riguardo, anche tornando un po' a quello che dicevamo prima della genitorialità e di come è cambiata essere genitori oggi, in realtà, per esempio, da diversi studi abbiamo visto che proprio quel momento lì, cioè il momento della cosiddetta transizione alla genitorialità, il passaggio dall'essere coppia a diventare genitori per la prima volta, che spesso riafferma una divisione e anche una disuguaglianza tra i padri e le madri. E proprio in quella transizione, fino allora anche le coppie molto paritarie, in cui tutto si condivide, c'è un meccanismo che riproduce una divisione di genere all'interno della famiglia. E per esempio la genitorialità, che oggi è molto intensiva per certi versi, perché si richiede molto ai genitori, lo fa in modo, diciamo, asimmetrico, e soprattutto la maternità intensiva, più intensiva di quanto sia la paternità, e che quindi richiede un investimento 24 ore su 24 alle madri, che tra l'altro appunto si trovano in una tensione perché gli si chiede un impegno a tempo pieno con i propri bambini, soprattutto se piccoli, ma anche di restare nel mercato del lavoro, e che è una novità rispetto a alcune generazioni fa. E in più vivono anche delle contraddizioni, perché nella nuova genitorialità le madri gli viene detto di essere naturali, se stessi, e tutto verrà da sé, ma al tempo stesso gli viene detto che non sono in grado, hanno bisogno di esperti, di consigli. Vedete quanti libri escono intorno e manualetti sui genitori e soprattutto per le madri, e soprattutto sono gli esperti, sono i pediatri, sono gli psicologi che oggi educano. Infatti oggi, a differenza di quanto avveniva qualche generazione fa, si parla non più solo di genitori ma di genitorialità. E la genitorialità indica proprio la necessità dei genitori di essere educati a fare i genitori. Quindi in una contraddizione tra il genitore incompetente e al tempo stesso però lo si definisce un po' onnipotente, se volete, no? Perché sembra che la vita e lo sviluppo di un bambino dipenda principalmente dai genitori, soprattutto nella società italiana, in cui i figli sono principalmente un affare privato, un affare dei genitori. E oggi i genitori si trovano proprio in questa situazione di dover con affanno rispondere alle molteplici richieste che provengono poi dalla scuola, e quando c'è un fallimento è la famiglia che viene vista come quella responsabile del fallimento, quando ci si rapporta ad altre istituzioni e via discorrendo. Quindi insomma la genitorialità oggi segnala intanto ancora questa divisione di genere, soprattutto quando i bambini sono molto piccoli. Poi l'importanza dei padri viene riconosciuta, ma quando sono molto piccoli le famiglie italiane, le coppie, noi abbiamo intervistato molte coppie sia in attesa del primo figlio sia a 1 anno e mezzo dall'arrivo del primo figlio, e se nell'attesa c'era una prospettiva di maggiore compartecipazione e condivisione, nei fatti poi quando li abbiamo rivisti dopo 1 anno e mezzo si era risegnalato, insomma, ridefinito delle competenze diverse, spesso alludendo a degli elementi di nuovo naturali. Lo so che questo, insomma, non riscuoterà grosso successo, ma questa idea dell'allattamento, che è un fatto naturale, è la giustificazione principale del perché è normale che siano le madri che prendano i congedi, non quello di maternità, che è obbligatorio evidentemente, no? Ma il cosiddetto congedo parentale, e siano pochissimi i padri a prenderlo, perché comunque è naturale che sia la madre. Negli anni 70 l'Organizzazione Mondiale della Sanità non dava le indicazioni e le prescrizioni che dà oggi sull'allattamento. Chissà come mai, sarà proprio tutto un fatto biologico e naturale?
Grazie. Un altro elemento per fare un pochino il punto della situazione è quello è il fattore demografico. E quindi all'inizio del Novecento molte persone morivano senza aver conosciuto alcun nipote. Oggi invece i bambini e le bambine, direi per fortuna, nascono e sono circondati dall'amore di più di un nonno, più di una nonna. E si potrebbe definire questa situazione come un restringimento sul piano orizzontale e un'estensione invece sul piano verticale. Quindi, in poche parole, i bambini e le bambine hanno sempre meno fratelli e sorelle, ma hanno sempre più nonni e nonne rispetto a un tempo, insomma. E si potrebbe dire che le famiglie sono sempre più lunghe e alte e strette. Quindi ti chiedo, il fattore demografico e la questione dell'invecchiamento, che impatto hanno oggi parlando di famiglia e di famiglie? Hanno un impatto enorme, ovviamente, hanno un impatto enorme perché tutti noi intanto ce ne rendiamo conto, no? Anche solo camminando per le strade, quanti pochi bambini vediamo, quante poche carrozzine, quante poche donne in attesa vediamo. Se guardiamo qualche foto, ritratto di famiglia di un matrimonio degli anni 50 o degli anni 70, vedremo insomma una foto in cui ci sono familiari e parenti di tutte le età, di tutte le diverse, diciamo, dimensioni e altezze, grazie. Oggi invece vedremo e vediamo molti anziani e pochissimi bambini in una foto, un ritratto di famiglia di un matrimonio. Ecco sì, però ha dei riflessi e implicazioni per la crescita dei bambini e dei ragazzi e anche però per i nonni. Il Novecento, come diceva appunto Chiara, è stato definito il secolo dei nonni da una studiosa francese, Claudine Attias-Donfou, proprio per segnalare che fino ad allora era molto poco probabile che una persona nata all'inizio del Novecento vedesse, anzi una persona moriva prima di poter conoscere il primo nipote, soprattutto se era un uomo, e una donna moriva prima di veder nascere l'ultimo dei suoi nipoti. Oggi invece spesso i nonni sono in grado di vedere i propri nipoti crescere e addirittura a loro volta diventare genitori. Quindi è una trasformazione enorme anche in termini di relazione, perché svolgono un ruolo e rappresentano delle figure di riferimento inedite rispetto alle epoche passate, i nonni, no? Però al tempo stesso i figli, che sono sempre più figli unici, o al massimo un fratello, hanno, come diceva Chiara, pochi legami orizzontali, non solo con pochi fratelli e sorelle, ma anche cugini. E questo al tempo stesso fa sì che dentro la famiglia non ci siano figli di età differenziate, che sicuramente era un elemento vantaggioso e positivo per le famiglie stesse, perché il secondo figlio erano già passate, no, in un'esperienza con il primo e così il terzo. Non solo, ma si rapportavano con famiglie che avevano figli di altre età, che quindi potevano insegnare. Oggi c'è di più una segregazione, anche qui, tra i ragazzi, i bambini che vivono con bambini della loro età. Se vanno a casa di un altro bambino non si rapportano con un figlio adolescente perché non c'è, e quindi diciamo hanno meno occasioni di imparare da ragazzi e ragazze di età differenziate di quanto non avvenisse prima. E di più nelle nostre città i bambini e i ragazzi vivono con persone della stessa età e crescono solo in modo segregato con persone della stessa età, e le stesse famiglie che magari si trovano perché hanno figli della stessa età, non hanno figli di età differenziate. E questo sicuramente è un elemento di impoverimento delle competenze, della ricchezza anche di imparare non solo dai genitori, ma anche da un fratello o una sorella più grande, oppure sperimentarsi nella relazione di cura con un bambino che è un fratellino o una sorellina. È un arricchimento e quindi è stata una perdita, soprattutto nel nostro paese, che è un paese in cui il problema demografico non è un problema transitorio,
Ecco, di questo ci siamo resi conto tardissimo. L'Italia diventa uno dei paesi più vecchi al mondo nel 1996, con 1,26 per donna in età riproduttiva, e da allora non ha mai invertito in nessun modo. Intorno al 2008-2010 c'è stata quella che veniva chiamata la ripresina, 1,4 figli medi per donna in età riproduttiva. E come capite, per riprodurre la popolazione ci vogliono almeno 2, perché se sono 2... Certo, che se ne vanno. Esatto, e se ne vanno, pure con la fuga dei cervelli, insomma. Quindi da questo punto di vista il problema demografico da noi è strutturale, perché oggi ci sono, anche se le donne e anche se nelle coppie si decidesse di fare un figlio in più, non sarebbe sufficiente, perché in realtà il numero di mamme e papà oggi si è ridotto, cioè si è ridotto a livello strutturale, dopo il baby boom, no? Che si chiude nel 64 veramente, si chiude nel 64, il numero dei figli cala e quindi anche i potenziali generatori di figli si sono ridotti. L'unica soluzione sono i flussi migratori. Certo. E, diciamo, per aggiungere qualcosa a quanto abbiamo detto finora, lascerei la parola ad Anna, che in realtà leggerà le parole appunto della professoressa di Manuela Naldini, riportate nella nostra rivista Ritratti familiari. L'aumento dell'aspettativa di vita e la riduzione persistente della natalità hanno completamente rivoluzionato i rapporti tra le generazioni. Il fatto che le famiglie abbiano in misura crescente solo 1 o al massimo 2 figli ha effetti concreti sull'esperienza quotidiana di crescere e vivere come figli, ma anche come genitori e nonni. Il Novecento, non a caso, è stato anche definito il secolo dei nonni. In effetti, il numero dei nonni che si prende cura dei nipoti è aumentato in tutti i paesi. Anche la posizione dei figli è cambiata. Non è la stessa cosa essere figli da adolescenti, da giovani adulti, da persone di mezza età, con figli e qualche volta con nipoti a propria volta. Invecchiare oggi ed essere al tempo stesso figli, con genitori in vita, è un'esperienza storicamente nuova. Tuttavia, essere figli adulti di genitori anziani che vivono a lungo comporta anche la possibilità di doversi confrontare con la necessità di fronteggiare a livello emotivo, relazionale, talvolta anche economico, la fragilità e talvolta la non autosufficienza. Non a caso, per la generazione di mezzo si parla oggi anche di generazione sandwich, per richiamare il doppio fronte verso l'alto e verso il basso della cura a cui si può essere chiamati. La solidarietà intergenerazionale è uno degli aspetti della vita familiare e parentale che più di altri sembra mantenere intatta la sua funzione in caso di bisogno economico e di cura, soprattutto nel nostro paese. Tuttavia, in un sistema di welfare come quello italiano, largamente orientato ai trasferimenti monetari invece che ai servizi, che si affida alla famiglia e al mercato privato della cura per sostenere gli anziani fragili e non autosufficienti, il cambiamento numerico nei rapporti tra le varie generazioni diventeranno particolarmente critici tra pochi anni, quando la generazione dei baby boomers ingrosserà la fila dei grandi anziani. Mi sono sembrati interessanti in particolare 2 binomi: generazione sandwich e solidarietà intergenerazionale. Che cosa significano? Allora, cominciamo da generazione sandwich, che forse è più facile. Generazione sandwich, appunto, è, come un po' veniva detto, la generazione di mezzo, cioè il fatto che oggi, soprattutto le donne, ma anche gli uomini che si trovano in un'età centrale,
si trovano impegnati a dover aiutare i propri figli che a loro volta sono diventati genitori, ma al tempo stesso, guardando, come si diceva prima, verso l'alto, si trovano a dover sostenere i propri genitori o i propri suoceri anziani. L'aspettativa di vita è un elemento importante quando si parla anche di trasformazioni demografiche, no? È aumentato, come sappiamo, il nostro paese è anche uno dei paesi in cui l'aspettativa di vita è più lunga, soprattutto per le donne. Le donne in media vivono 5 anni, hanno 5 anni di più di aspettativa di vita degli uomini, e questo chiaramente, essendosi ridotto il numero di potenziali, diciamo, caregiver, come si dice nella letteratura inglese, ma insomma di curatori in età centrale, vuol dire che oggi spesso una persona, una donna in età centrale può avere la propria madre che è fragile e al tempo stesso magari il suocero in ospedale, mentre qualche generazione fa la cura verso l'alto era molto meno intensiva o comunque durava meno anni, perché oggi le cure fortunatamente consentono di vivere più a lungo, ma non sempre si è completamente autonomi. Quindi questo per quanto riguarda la generazione sandwich. Poi nel parlare o nel sottolineare il binomio solidarietà intergenerazionale si fa proprio riferimento al fatto che dentro la famiglia c'è e la parentela c'è una solidarietà che è reciproca, è forte, soprattutto nei paesi mediterranei e in Italia, e dura a lungo, perché il fatto che i nonni aiutino i propri nipoti anche, per esempio, nella possibilità di acquistare una casa o di formare una famiglia, è molto frequente. Al tempo stesso significa che c'è una attesa di solidarietà quando ci sarà un bisogno di cura, per esempio da parte della generazione più anziana. Qualcuno l'ha chiamata anche solidarietà coatta, in un contesto in cui in verità non si può fare diversamente, perché i servizi sono pochi, perché le risorse necessarie possono diventare molte, anche tenendo conto che si è allungata o si è innalzata anzi l'età pensionistica, quindi si va in pensione più tardi e quindi si ha meno disponibilità di tempo da dedicare ai propri genitori anziani e al tempo stesso aiutare poi i figli con i bambini. Pensate che l'Italia è uno di quei paesi in cui le donne che lavorano, le madri che lavorano e che hanno bambini sotto i 3 anni, al 50% risolvono il problema dell'accudimento dei propri figli attraverso i nonni, il 50%, quindi vuol dire che una madre su 2 in realtà riesce a rientra al lavoro grazie alla presenza dei nonni, anche perché gli asili nido sono pochi, quelli pubblici non coprono più del cosiddetto 13%, cioè ogni 100 bambini solo 13 vanno in un nido pubblico a livello italiano, con delle variazioni nelle regioni, e poi ci sono i nidi privati che sono cresciuti nel tempo e con questi si arriva intorno al 28%. Tuttavia, appunto, ogni 100 bambini solo 28 va a un nido, e quindi se non ci fossero i nonni sarebbe impossibile per le nuove famiglie, come dire, avere la presenza di 2 persone nel mercato del lavoro, che è sempre più necessaria per una serie di ragioni su quale magari non mi soffermo. Ecco, non so se ho risposto. Sì, certo che hai risposto. Parlando un pochino sempre delle possibilità che appunto lo Stato ci offre e che offre alle nuove famiglie, alle famiglie moderne. Secondo te ci sono dei modelli efficienti se guardiamo al di fuori dei confini nazionali o ancora non ci sono, insomma? Allora, possiamo guardare questa questione che sollevi guardandola in termini di quanto lo Stato sociale, quindi il welfare state, in alcuni paesi, soprattutto europei, abbia nel tempo sostenuto le famiglie, soprattutto
con i bambini, ma non solo con i bambini, anche appunto nella cura in generale verso i servizi per gli anziani fragili o non autosufficienti, e vediamo che sicuramente la Francia ha rappresentato un modello molto interessante di politiche familiari che sono nate addirittura nell'Ottocento. In verità la Francia aveva anche delle mire, diciamo, nataliste, anche un po' di grande nazione, no? E quindi ha sempre cercato di incentivare le nascite e quindi ha offerto attraverso la cassa di allocazione familiare misure molto generose verso le famiglie con figli, soprattutto se hanno più di 2 figli, per incoraggiare proprio la natalità. Ma è vero che la Francia è stata, se da questo punto di vista potremmo anche voler prendere le distanze, è stato anche un paese che a partire dagli anni 70 del Novecento è riuscito a coniugare questa finalità pronatalista e di aiuto ai bambini e ai figli, gli enfants in Francia sono molto più considerati figli della patria, nel senso di un bene collettivo, mentre da noi c'è molto di più l'idea che è un affare totalmente privato e quindi è una questione della famiglia principalmente, non è una questione pubblica. Questo si è coniugato tuttavia con una forte attenzione al tema della parità di genere, e l'occupazione femminile francese ha cominciato a crescere molto presto, negli anni 60, quindi la Francia ha rappresentato un modello in cui, oltre a sostenere le famiglie con figli, si è sostenuta anche l'emancipazione femminile, se vogliamo. Però la Francia non è l'unico modello, un altro ovviamente modello, anche se ad essi o adesso possiamo poco ispirarci, sono i modelli scandinavi, in particolare la Svezia, ma non solo la Svezia, insomma anche la Danimarca, in cui ovviamente sono modelli universalistici con molti servizi e con molta attenzione anche qui alla condivisione dei padri. Per esempio da molti decenni i congedi con l'arrivo di un figlio sono riservati ai padri e se non li prendono li perdono, e quindi c'è un utilizzo molto più massiccio di quanto avvenga nel nostro paese, che è stato uno degli ultimi a introdurre per esempio il congedo di paternità. È stato introdotto solo nel 2012 per un giorno, che poi sono diventati 2, che poi nel tempo sembra che sono adesso saliti. siano 10. Adesso sono 10, brava Chiara, adesso sono 10. Peccato che una parte di padri intervistati non lo sappia che esiste il congedo di paternità, anche i padri, e non lo richiedono nemmeno, anche se esiste come diritto ed è retribuito al 100%. Quindi in questo però appunto le responsabilità non sono poi dei padri o delle madri, ma sono anche delle culture lavorative, delle culture aziendali, in un contesto come quello italiano con tanta disoccupazione, con lavori a rischio, e effettivamente la richiesta dei padri di chiedere non tanto solo il congedo di paternità, ma per esempio il congedo parentale per alcuni mesi, e ce ne sono dei padri che lo fanno, in realtà viene non ben visto nei contesti lavorativi. Vada se è una madre che prende un congedo di 6 mesi, ma si capisce, la madre, ecco, ma un padre, le ricadute negative possono essere più elevate di quello che accade per una donna. Noi nelle nostre indagini, per esempio, i pochi padri che l'avevano preso, uno di questi che era un responsabile di banca, quando è tornato al lavoro è stato demansionato. Quindi insomma, ecco, non tutti i contesti lavorativi sono così, ma in generale laddove c'è una situazione come quella italiana di poco sostegno in generale al benessere, al welfare e di scarsa offerta di lavori e di lavori di qualità, questo diventa particolarmente difficile, soprattutto per i padri. Quindi, quali sono le tue sensazioni per il futuro in merito appunto all'istituzione familiare, proprio perché, come dicevi prima, l'istituzione familiare è un fatto sociale e quindi cambia in base alla società. La società dei nostri giorni cambia repentinamente, insomma. Ma secondo te, appunto, quali sono le aspettative per le famiglie nei prossimi anni? Oddio, se guardiamo all'Italia, guardiamo alle nostre famiglie, alle pratiche familiari, io auspico una maggiore condivisione della genitorialità e del lavoro di cura su tutti i fronti da parte degli uomini.
anche se non sono sicura che si riuscirà a realizzare, ma è una frontiera, un traguardo importante, o almeno è quello in cui stanno andando la maggior parte degli altri paesi occidentali, quindi una maggiore partecipazione, questo sicuramente sarebbe un elemento importante. La seconda, diciamo, futuro che vedo è un futuro in cui alcune istituzioni che hanno rappresentato, diciamo, la chiave di volta dei sistemi sociali e del funzionamento della famiglia perderanno in parte la loro funzione, la loro attrattività, in primo luogo il matrimonio. È un numero sempre più ridotto di persone si sposa. Ormai abbiamo toccato i minimi storici del numero di matrimoni, addirittura abbiamo il numero dei matrimoni che si aveva durante la seconda guerra mondiale. Nel 1943 avevamo toccato il fondo del barile, no? Al numero di matrimoni, e oggi siamo a quegli stessi livelli. Non perché appunto non si formino famiglie, ma perché sempre di più le nuove coppie giovani preferiscono avviare una famiglia anche con forme alternative. Quindi insomma, ecco, mi pare di poter dire che il ruolo del matrimonio, seppur resterà, non sarà così essenziale, nonostante anche qui ci siano delle contraddizioni, perché per esempio le coppie dello stesso sesso in molti paesi hanno voluto il matrimonio per sentirsi, diciamo, parificati in tutto e per tutto con le coppie eterosessuali. Quindi insomma questo. Poi è difficile dire che cosa sarà della famiglia. Certo, ci saranno le famiglie in forme diverse, in modi diversi, ma ci saranno. Grazie. Direi di lasciare la parola ad Anna per l'ultima lettura. Questa volta la lettura è tratta dall'ultimo libro di Michela Murgia, Dare la vita, uscito postumo qualche tempo fa, in cui appunto ci offre una visione della famiglia che va al di là dei legami di sangue, e quindi direi che ci ha lasciato un'eredità preziosa da questo punto di vista. Stato interessante. Attraverso questo eufemismo, sin dall'Ottocento ci si riferisce con inspiegabile pudore all'esperienza della gravidanza. È un termine curioso. Da un lato sottintende che tutti gli stati di vita della donna che non implicano l'essere incinta siano privi di interesse. Dall'altro suggerisce che a quello specifico stato tutti, e in particolare lo Stato, dovrebbero prestare un'attenzione particolare. È anche un'espressione ipocrita, perché nella realtà non c'è niente che riceva dalla gente e dalle istituzioni meno interesse del destino di una persona incinta o di una madre, il cui status non sempre coincide col più interessante degli stati. È significativo che a parlare del deficit di servizi alla genitorialità nel dibattito pubblico siano sempre le donne, politiche, giornaliste, scrittrici, attiviste, e che partano sempre dalla loro esperienza per farsi capire, magari proprio quando si trovano nello stato di cui sopra o quando devono spiegare una maternità che non passa da quello stato. Dimostra il limite rappresentato da leggi pensate da uomini, che dal loro punto di vista hanno considerato la vita delle cittadine funzionale allo Stato, mentre dovrebbe essere il contrario. Per far crescere un bambino ci vuole un villaggio, dice un antico detto africano, ma la politica continua a ripetere l'esatto contrario. Per far crescere un villaggio ci vogliono bambini e bambine, e siccome non li fate, la colpa della decrescita è vostra. Le donne italiane ricominceranno a dare la vita quando, per farla venire al mondo e crescerla, non sarà più necessario amputare la propria. Io, la mia maternità, la vivo senza essere mai passata dallo stato interessante. Forse è per questo che allo Stato non è mai interessata. Ma partiamo dal principio.
Questa mia condizione particolare mi costringe a domandarmi alcune cose che ad altri occhi passano magari inosservate, come la facilità con cui si tende a confondere gravidanza e maternità, senza peraltro sostenere né l'una né l'altra nei fatti, se non attraverso gli inservibili e dannosi strumenti della retorica e della mistica essenzialista. Quel che dico contro la logica biologica del patriarcato eteronormativa di Stato, che identifica la maternità con la gravidanza e la famiglia col sangue, lo dico da madre d'anima, da membro di una famiglia fatta di legami altri. Ma credo che essere madre, scegliermi dei figli che mi hanno scelta e che poi sono diventati fratelli, mentori, allievi, complici, in certi casi addirittura paterni nei miei confronti, destabilizzando persino la mia idea iniziale di filiazione d'anima, mi abbia fatto capire alcune cose, o almeno interrogarle fecondamente. Forse la mia vocazione ad essere me consiste proprio nel domandarmi, con tutti i mezzi condivisi di cui ho il privilegio di disporre, chi sia una madre e mai di chi sia, nel non rassegnarmi all'idea di famiglia a cui mi avrebbero destinata la mera biologia e le leggi dello Stato. Allora, dopo queste bellissime parole di Michela Murgia, lette appunto dall'altrettanto bravissima Anna, vorrei chiederti questa cosa. Secondo te, nel mondo in cui siamo oggi, e in particolare nel contesto italiano, famiglie in cui si riconoscono non tanto appunto i legami di sangue, ma quanto dei legami elettivi, dei legami affettivi, per cui appunto Michela Murgia parla di figli d'anima, possono essere riconosciute? Sono riconosciute? Come funziona? Sì, belle queste parole, davvero commoventi. Non è facile rispondere, intanto perché siamo in un paese, come segnalava appunto Murgia, in cui effettivamente lo Stato fa e ha fatto pochissimo per sostenere le madri e per sostenere anche i figli, insomma. Pensate che il nostro paese, faccio una parentesi, è uno di quei paesi in cui la povertà minorile è più elevata. Con un'incidenza peggiore della nostra c'è la Romania e la Bulgaria in Europa. Abbiamo il 25% di bambini che vivono in una famiglia al di sotto della soglia della povertà. Quindi significa che ogni 4 bambini, uno è in povertà. Quindi questa è l'Italia. E infatti avere più di 2 figli in Italia è uno dei rischi più alti della povertà. Quindi chiaramente le persone anche su questo hanno ragionato, non solo per questa ragione qua, ma sicuramente è molto costoso avere più di 2 figli nel nostro paese. In secondo luogo, e anche questo veniva fuori da questa bella lettura del testo della Murgia, e c'è uno scollamento molto, molto evidente nel nostro paese tra diciamo le pratiche di vita familiare, le esperienze, le vicende, le forme di solidarietà che esistono e di responsabilità tra adulti nella coppia, ma anche tra le generazioni, che non sono riconosciuti dal diritto, dallo Stato, con uno scarto enorme rispetto a molti altri paesi. Pensate proprio in questi giorni, avete anche voi letto sui giornali, l'adozione, con una sentenza della Corte di Cassazione, è ora possibile, in un caso in cui è stato appunto fatto un ricorso, di adottare come single, ma la legge attuale italiana, la legge 184, consente l'adozione soltanto alle coppie sposate. Bisogna essere sposati da 3 anni. Quindi c'è uno scarto tra, diciamo, la realtà che è fatta di coppie di fatto, che è fatta di donne e uomini che sono in grado evidentemente di diventare
madri o avere una maternità d'anima o di altro tipo, che non è assolutamente riconosciuto. Dicevamo prima, la legge sulle unioni civili non riconosce i figli anche intenzionali che sono nati dentro questa coppia, generando una situazione di forte precarietà per i bambini stessi, perché nel caso in cui gli venga a mancare la madre, diciamo, unica biologica, sono orfani a tutti gli effetti. E poi molte altre situazioni, insomma, di scarto tra il diritto e la realtà. Recentemente, questo un po' va in controtendenza a quello che diceva la Murgia, mi sembra lo scorso fine settimana è stata fatta una proposta da parte di Franceschini al Senato di uscire da quell'impasse in cui si trova il nostro paese, che è uno dei pochissimi paesi in Europa in cui fino ad oggi il cognome della madre non ha avuto nessun rilievo, che con una grande forzatura, in questo caso un uomo, quindi a differenza di quanto è avvenuto fino adesso, propone di fare in modo che da ora in poi sia il cognome della madre ad essere quello prevalente, in modo da risarcire anche storicamente una ingiustizia, un'invisibilità che è stata data alla madre nella cultura italiana. Quindi insomma delle forzature. E poi per venire alle forme di solidarietà e di elettività dei rapporti, certamente anche in funzione della struttura demografica del nostro paese, a mio modo di vedere, dovremmo immaginare di dare riconoscimento ad altre forme di solidarietà che pure esistono nella realtà. E sono le forme per esempio di solidarietà legate al co-housing. Ci sono diverse esperienze di co-housing già nel nostro paese che si ispirano soprattutto ai paesi, alla Danimarca, in Svezia, dove ce ne sono tante di co-housing anche tra persone anziane, che quindi decidono non solo di condividere spazi abitativi tra l'autonomia e la convivenza con altri, ma anche dei progetti di vita di altro tipo, no? Una progettualità comune o una condivisione degli aspetti della domesticità ed economici che sono le comuni degli anni 70 e che sono state riproposte. Quindi diciamo che io vedo che insomma altre forme come i PACS in Francia, per esempio i patti di solidarietà, che inizialmente sono nati come un ombrello per riconoscere le coppie di fatto omosessuali, sono poi state utilizzate moltissimo fuori dalle coppie di fatto omosessuali, ma sono state utilizzate da chi decideva di entrare in un patto di solidarietà con un'altra persona con la quale condividere, e credo che la struttura demografica ci richieda delle soluzioni di solidarietà che dovranno nel tempo prescindere dalla solidarietà familiare così come la conosciamo oggi, la famiglia definita legalmente, la famiglia riconosciuta, i rapporti familiari che, come sapete, chiudo con questo, l'anagrafe ci dà un'idea di chi è famiglia nella convivenza familiare. Sono definiti famiglia secondo l'anagrafe e quindi nello stato di famiglia le persone che vivono e convivono sotto lo stesso tetto, quindi hanno una dimora abituale, che sono legate da un vincolo però. E questo vincolo attualmente riconosciuto è il vincolo della parentela, quindi della consanguinità, dell'affinità, quindi di tutti i parenti che si acquisiscono attraverso il matrimonio, e affettivo. Infatti una coppia di fatto in cui si dichiara di essere in un rapporto affettivo da un punto di vista anagrafico è riconosciuto. Questa definizione ovviamente non è l'unica e molte altre sono differenti. Abbiamo detto l'adozione utilizza una diversa definizione di famiglia, famiglia è solo la coppia sposata da almeno 3 anni, per ragioni fiscali ce ne sono altre ancora, però poi adesso chiudo su questa cosa. Questo era solo per dire che anche il riconoscere solo l'affettività nella coppia come elemento di famiglia è un limite, è un confine troppo stretto. Perché non riconoscere rapporti che non hanno a che vedere con la sessualità, ma che hanno a che vedere invece con il dare quotidianamente un sostegno e una solidarietà
anche a generazioni, tra le generazioni, indipendentemente da vincoli di sangue o biologici. Grazie, in effetti la cosa della coppia di fatto è molto interessante perché in realtà molti giovani della mia età non la conoscono questa cosa e anzi mi è capitato che una mia amica appunto si recasse in comune insieme al suo fidanzato, insieme al suo compagno, chiedendo appunto di poter essere coppia di fatto e che il comune stesso, un comune piccolo perché comunque di 5.000 abitanti, dicesse che era la prima volta che appunto due giovani si recavano lì per fare questo tipo di procedura e neanche loro erano preparati a questa evenienza, insomma, neanche appunto il comune era preparato a questa evenienza. Allora, grazie intanto, grazie mille. Non so se la mia collega Giorgia è pronta con il microfono, perché direi che abbiamo fatto un buon punto della situazione. Ringrazio la sociologa e adesso chiedo a voi di partecipare, insomma. Vi chiedo se avete qualche riflessione, qualche domanda da fare, da poter condividere con noi. E insomma approfittando proprio della presenza appunto della sociologa Manuela Naldini. Sì. Buonasera. Allora, io prima sentivo che diceva che le donne appunto al rientro dalla maternità usualmente diciamo rientrano al lavoro, adesso non vorrei ricordare male, ma insomma comunque una gran parte decide di rientrare al lavoro almeno dopo il primo figlio. Le domando, dopo il secondo figlio cosa succede e qual è diciamo, l'impatto su la famiglia, quindi sulla gestione familiare riguardo a quelli che sono i contratti lavorativi per le donne in questo momento, che non sempre agevolano, per esempio non esistono agevolazioni riguardo per esempio al part-time o orari ridotti, quindi non agevolano insomma il ménage familiare che la donna deve, che ha quotidianamente nella gestione tra famiglia e lavoro. Grazie. Rispondo? Certo. Grazie intanto della domanda. Sì, effettivamente il secondo figlio è una scelta già di un gruppo di donne e di coppie, di famiglie molto selezionato, quindi insomma è un numero limitato ed effettivamente l'organizzazione familiare si complica ed è più probabile evidentemente che la donna, la madre, debba in qualche modo ridefinire il proprio impegno lavorativo, quindi l'impatto è importante. Tuttavia c'è da dire che il nostro paese, io non ho fatto poi ricerca sulle donne con 2 figli, anche perché insomma non ne abbiamo tanti, però è una buona idea di fare ricerca di cosa succede dopo il secondo figlio. L'Italia è uno di quei paesi in cui in realtà io ho detto che poche donne abbandonano il lavoro, semplicemente perché se abbandonano il lavoro hanno poi difficoltà a rientrare, ma dobbiamo precisare che l'Italia è anche uno di quei pochi paesi in cui le donne lavorano molto meno che la media di tutti gli altri paesi europei, intorno al 52-53% il tasso di occupazione femminile nella fascia di età attiva delle donne, e lavorano soprattutto le donne con alto titolo di studio. Quindi le donne con alto titolo di studio sono quelle donne che hanno investito molto nel lavoro e sono anche quelle donne che difficilmente lasciano il lavoro. Però è vero, come lei dice, che una parte consistente di donne, probabilmente anche quelle che hanno meno risorse educative, di istruzione, ma poi anche economiche, c'è una fetta importante di donne che dichiara di lasciare il lavoro a causa dei problemi di conciliazione famiglia-lavoro, ed è la ragione principale dell'abbandono. In più abbiamo appunto questa piaga, che è la piaga delle lettere firmate in bianco, e quindi del fatto che una parte consistente di donne con la maternità si trova poi in qualche modo
costretta a abbandonare il lavoro perché ha sottoscritto un contratto in cui in qualche modo le si chiedeva, e questo è un ricatto che nel nostro paese è documentato, non solo dai sindacati, ed è molto presente. Ed effettivamente, insomma, studi e ricerche fanno vedere che nei colloqui lavorativi le ragazze sono molto svantaggiate perché c'è un pregiudizio sul fatto che diventeranno madri, e la richiesta "ma lei ha intenzione di diventare madre?" non è una domanda, diciamo, inusuale in molti colloqui lavorativi. Non so se ho risposto, poi mi aveva chiesto... E sì e no, nel senso che le aziende, le grandi aziende però, l'Italia ha una struttura economica caratterizzata da piccole e medie aziende che questo non lo prevedono, le grandi aziende hanno comunque è previsto da contratto che le ragioni per cui tra le ragioni per cui concedono il part-time, oltre a problemi di salute ed altro, c'è anche la presenza di figli piccoli. Nelle grandi aziende, che come dire riguardano un numero di donne limitatissimo, sia per la struttura produttiva italiana, sia perché poi le donne lavorano prevalentemente nei servizi, lavorano prevalentemente nel pubblico o nelle piccole, o sono lavoratrici autonome e libere professioniste, quindi non è che fanno richiesta di riduzione dell'orario perché se lo autoriducono da sole in qualche modo. Quindi questa è l'altra caratteristica del nostro paese, in effetti, sì, questo è vero. È anche vero che sul part-time però ci sono luci ed ombre, bisogna stare un po' attenti perché il part-time è sempre stato visto come uno strumento anche per conciliare famiglia e lavoro, ma è un coltello con una doppia lama in qualche modo, no? Perché allora le donne riducono il lavoro, allora le donne poi comunque hanno meno probabilità di avere dei lavori anche quando poi i figli sono cresciuti e di avere una carriera, una prospettiva di sviluppo, e sono le donne ad avere un salario medio di 500 euro mediamente inferiore a quello degli uomini, se prendiamo solo la media, anche a parità di titolo di studio. I dati per esempio delle giovani e i primi loro lavori prima di avere figli, i dati cosiddetti alma laurea, delle laureate uomini e donne, anche nello stesso corso di studio, dopo 3 anni le donne che lavorano guadagnano mediamente 200 euro meno dei loro compagni ingegneri o dei loro compagni architetti o dei loro ex coetanei. Quindi ecco, questa è anche l'altra dimensione e l'altro effetto economico che non vogliamo mai vedere, perché guardiamo sempre all'aspetto dell'amore, dell'affettività, del legame, ma quando per esempio i matrimoni finiscono, questi elementi qua e queste, diciamo, conseguenze economiche delle scelte che sono apparse, scelte libere, ricadono principalmente sul versante femminile. Anche se anche la povertà dei padri ormai è un fenomeno importante, diffuso. Ci sono altre domande, altri interventi? Laggiù. Grazie. Buonasera. Intanto la ringrazio della sua presenza qui questa sera. Io ho trovato molto interessante quando si è parlato del femminismo, che è una lotta che si è fermata a un certo punto, no? È arrivata fino a un certo punto, soprattutto quando si parla del lato maschile, nel senso che per quanto riguarda il femminismo i maschi si sono emancipati fino a un certo punto. Allora, io sono un giovane maschio italiano e quindi ho una visione soggettiva di questa cosa qui, e sicuramente mi ci ritrovo in pieno, nel senso che lo vedo in me, lo vedo nei miei coetanei, nei miei amici, nella mia bolla, quanto effettivamente sia una cosa che è rimasta un po' lì, e è una cosa anche di cui è difficile parlare e confrontarsi. Anzi, cioè, può sembrare una considerazione banale, ma anche il fatto che il femminismo sia la liberazione anche dell'uomo è
è una cosa difficile da accettare per un uomo, perché banalmente anche nella parola femminismo c'è la parola femmina, no? Allora già un maschio riesce subito a fermarsi lì e a dire ma questa cosa non mi riguarda, no? Non mi appartiene, no? E allora quindi la mia domanda è questa. Io nel mio piccolo vedo che ci sono dei timidi passi, cerco di farli io, li vedo fare da alcuni miei amici, per certi versi invece non lo vedo per nulla, no? E quindi la domanda è, dal suo punto di vista di sociologa, lei come vede la situazione oggi in Italia, dal punto di vista dell'emancipazione dei maschi? Grazie. Grazie a lei per questa bella domanda. Bella domanda, sì. Sì, ha ragione, il femminismo in realtà ferma un po' la partecipazione degli uomini, no? a un cambiamento della loro condizione, della loro identità, a una rivolta contro alcuni aspetti, diciamo, della maschilità che in realtà oggi dovrebbero essere abbandonati, no? Pensiamo a tutto il tema della violenza di genere, che poi è la violenza sulle donne o la violenza sull'infanzia, eccetera. Quindi senz'altro. Quello che manca effettivamente è la possibilità, ed è stata, anche se in realtà poi ci sono stati i cosiddetti studi degli uomini, men studies, ci sono dei gruppi che hanno riflettuto molto, no, sulle trasformazioni della maschilità e che hanno anche un risvolto politico di cambiamento per rifiutare dei modelli anche di mascolinità cosiddetta dominante che viene rifiutata perché incarna l'elemento dell'aggressività, della virilità, della sopraffazione, no? Gli elementi negativi, non è tutto così, ovviamente. Ed effettivamente in Italia, per esempio, ci sono diversi gruppi di riflessione di uomini, come il Cerchio degli Uomini, che appunto riflette intorno a queste dimensioni, soprattutto rispetto alla violenza di genere, e anche gruppi di padri che stanno nascendo, perché lì c'è proprio la mancanza di luoghi, come si dice, di omosocialità, cioè di luoghi in cui ci si trova a parlare e a riconoscersi e a definire quello spazio come uno spazio importante della propria vita, della propria crescita, del riconoscimento delle proprie identità. I padri hanno pochi spazi, le madri è pieno di luoghi in cui le madri si trovano, sia da un punto di vista formale, no? A partire dall'allattamento, i corsi di allattamento, i corsi per parto e via discorrendo. I padri non hanno luoghi e non hanno luoghi in cui poter costruire, per esempio, una dimensione autonoma della cura, che non sia poi una, diciamo, ridicolizzazione di elementi legati alla propria identità, no? In Italia si parla mammo, è un modo dispregiativo di attribuire al maschile delle dimensioni di una cura che invece fanno parte e devono far parte, e gli uomini si perdono molto a non poter, come dire, sviluppare appieno un rapporto, una relazione di cura, per esempio, con i propri bambini. Studi dimostrano che i padri che fin dai primi giorni e dai primi mesi hanno una possibilità di fare esperienza della relazione, del rapporto con i propri figli in modo autonomo dalla madre, che spesso è una gatekeeper, cioè quella che sono io la competente. Sono anche quei padri che riescono a costruire e a mantenere con i figli un rapporto duraturo e autonomo indipendentemente dal matrimonio e dalla coppia, perché poi le coppie finiscono, perché dopo una separazione i padri che restano presenti sono quei padri che hanno già sviluppato una propria loro capacità di rapporto e relazione, che dovrebbe, a mio modo di vedere modesto, essere diversa dalla relazione che può avere la madre, ma ci deve essere, e per costruirla ci si deve sperimentare, quindi soprattutto in modo autonomo, non solo in casa in presenza della madre, no? che
che mette i bigliettini ai padri e li istruisce, ma che dà loro questa possibilità, e credo che appunto anche a livello di società civile costruire dei luoghi in cui i padri possano tra di loro parlarsi, o gli uomini tra di loro parlarsi, anche negli spogliatoi, ma in modo diverso forse da quanto avviene adesso, sarebbe un elemento di crescita per tutti. Abbiamo il tempo per un'ultima domanda, se qualcuno vuole porla. Sì? Grazie. Vabbè, dopo allora ne abbiamo anche un'altra, ho visto un'altra mano alzata. Buonasera, grazie di questi interessanti spunti. Volevo chiedere, c'è la società che secondo me adesso si trova a un bivio, questa forte presenza di nuovi modelli di famiglia portati da persone che vengono da realtà culturali diverse, e si affianca un tipo di famiglia che è molto diversa da quella che noi stiamo faticosamente ridefinendo. È come un saltare indietro, ma non solo un salto temporale, perché c'è proprio un concetto diverso. Che scenari vede proiettandosi in futuro? Che c'è la possibilità di una conciliazione tra questi due modelli? Dovremo noi adattarci e soprattutto quando mai riusciremo a sbloccarci da questi stereotipi poi di famiglia, perché a nessuno vieta a un padre di andare col bambino a fare un'attività di laboratorio, qualcosa di creativo col proprio bambino. Non è scritto solo mamme, però ci sono solo le mamme, è vero. Riusciremo mai a infrangere questi vincoli di stereotipi? Grazie. Grazie a lei, anzi, per questa domanda e l'opportunità. Allora, su questa ultima parte, certo, appunto, il lavoro da fare è ancora tanto, però in prospettiva cerchiamo di guardare con ottimismo alle giovani generazioni che sicuramente mostrano delle, diciamo, propensioni molto meno marcate di quanto fossero fino a qualche decennio fa già nei ragazzi e nei giovani adulti, eccetera. Quindi insomma cerchiamo di guardare in positivo. Per quanto riguarda la ricchezza che portano la presenza nel nostro paese di altre culture, di altri modi di intendere e fare famiglia, io credo che già stia avvenendo questo confronto e questa possibilità di ibridazione, di riconoscere le differenze, in questo caso come un valore, perché non sono disuguaglianze, ma sono appunto portatrici di storie, di vicende, di culture diverse. Già avvengono perché le seconde generazioni sono una realtà già molto, molto avanzata nel nostro paese, e quindi i figli di seconda generazione per forza di cose hanno già in sé tutti e due gli elementi, no? Della cultura da cui provengono i loro genitori, e che la lingua che parlano in famiglia, e quella che invece sperimentano, no? Fuori dalla casa con i propri compagni e compagne. Quindi le seconde generazioni, già una generazione e mezzo, e quindi quei figli che sono nati fuori dal nostro paese ma che sono arrivati qua e hanno fatto un pezzo di strada qua e non tutta, mostrano già come questa funzione di specchio, no? Che le diversità svolgono sulle nostre famiglie sia una realtà di fatto. Un altro elemento in cui questa diciamo anche integrazione avviene, seppur resta molto invisibile, è attraverso il lavoro di cura sulle persone anziane. Il nostro paese è uno dei pochi paesi in cui la stragrande maggioranza degli anziani non autonomi o fragili hanno nella propria casa una persona che di solito è una migrante donna che proviene da un altro paese e da un'altra cultura. E anche lì stanno avvenendo delle cose che noi non vediamo, anche in termini di cosa si ritiene far parte della famiglia, chi è parte della famiglia, chi io considero, al di là della definizione legale, no? Il fatto di
vedere o di avere nella propria casa tutti i giorni una persona che si prende cura di un proprio familiare. Spesso si parla appunto di famiglia con incorporata la migrante dentro, e viceversa anche per le donne che svolgono questo lavoro. Il rapporto con le famiglie italiane è un rapporto di importante riconoscimento di queste diversità. Loro sono già dentro le nostre case e ci stanno già trasformando, anche se noi a volte non lo vediamo, perché resta tutto privato, tutto nell'invisibile, no? E questo è molto importante. Quindi io credo che su questo è un dato di fatto, cioè poi possiamo non volerlo perché non ci piace politicamente, per tutte le ragioni che possiamo dire, ma è un dato di fatto. Non possiamo negare che i ragazzi vanno nelle nostre scuole e i matrimoni misti crescono nel nostro paese, sono cresciuti tantissimi negli ultimi anni, quindi matrimoni in cui uno dei due proviene da un altro paese, e anche matrimoni misti di due diverse nazionalità dentro il nostro paese, un rumeno con una marocchina, e così come un marocchino con un'italiana e una ucraina con un italiano. Quindi insomma già è un dato di fatto diciamo, l'incontro tra queste famiglie, e non può che andare in quella direzione. Benissimo, grazie. Avevo visto un'altra mano alzata per l'ultimo intervento di questa sera. Grazie. Buonasera. Io avrei 2 domande, ma ne faccio una sola per questioni di tempo. Beh, ma insomma, poi la professoressa deciderà se rispondere ad entrambe. No, mi ha colpito il tema della povertà. Sappiamo che la prima causa di povertà dopo la perdita del lavoro è la nascita di un figlio. Qualcuno pone un tema di libertà, ovvero chi non vuole avere figli è libero di non averli. Chi invece vuole avere figli non può averli perché rischia, diciamo, la povertà, quindi non è più libero. Lei pensa che ci sia effettivamente un problema di libertà individuale o libertà di coppia in questa situazione? Questa era la prima domanda. La seconda, mi ha colpito il tema delle migrazioni. Siamo nella glaciazione demografica e diversi demografi dicono che abbiamo quasi superato il punto di non ritorno, cioè per le ragioni che lei ha detto, no? Si sta restringendo la platea delle coppie, diciamo, in età feconda, e quindi siamo su una scala mobile corriamo su una scala mobile che sta andando al contrario, insomma, ecco. E la coperta è corta. Allora, tra le politiche familiari a sostegno della natalità e le politiche a sostegno dell'integrazione, cosa si deve fare? Mamma mia, non lo so, io non posso rispondere, è una questione politica la seconda, però sulla prima posso rispondere dicendo che sì, io sono d'accordo, è una questione di libertà e di opportunità, è anche una questione di giustizia sociale, oltre che di libertà, perché appunto la libertà ci muoviamo su un terreno legato di più, se vogliamo, ai diritti civili. Nella giustizia sociale mettiamo anche i diritti sociali. E il nostro è un paese che non garantisce né la libertà né la giustizia sociale. Non garantisce la libertà perché sappiamo che c'è un numero molto elevato di coppie che vorrebbe un figlio o un altro figlio, ma non lo fa per ragioni principalmente economiche o perché ha paura di non farcela, di non riuscire a gestire questo, e quindi sicuramente è una questione sia di libertà che di giustizia sociale, ma è anche una questione di giustizia sociale anche perché noi dovremmo, un paese civile, dovrebbe garantire a tutti i bambini un'opportunità di sviluppo pieno e libero di tutte le potenzialità e i talenti che hanno e che ha. E il nostro paese non lo fa. Il nostro è uno dei paesi in cui la mobilità sociale è più bloccata, in cui si raggiungono livelli più elevati anche solo nell'istruzione per classe sociale,
nelle nostre università i figli di classi sociali basse sono una minoranza, il diritto allo studio e le borse di studio sono limitatissime. Quindi insomma direi che è un paese che non garantisce né le libertà né la giustizia sociale e crea molte tensioni anche sociali, perché questo avrà delle ricadute poi quando questi bambini e ragazzi cresceranno elevati. Sul tema dell'integrazione culturale e sociale, senz'altro io credo che appunto i paesi e soprattutto i paesi dell'Europa, che ormai è diventata diciamo un pallino, no? Nel globo, se guardiamo alla Cina, guardiamo all'India, guardiamo insomma molti paesi che sono cresciuti, che hanno miliardi, e l'Europa è la vecchia Europa, ma vecchia davvero da tutti i punti di vista, non solo quello culturale, politico e istituzionale, e l'Europa sarà ed è già attraversata, no? Dalle culture, dai flussi migratori, e un paese come l'Italia nel Mediterraneo e particolarmente nell'inverno demografico non potrà che essere abitato da chi transita anche qua, e quindi io credo che le politiche di integrazione siano necessarie, tanto quanto le politiche familiari. Ed è una questione politica. Possiamo investire in un aspetto che riguarda la difesa, o possiamo decidere di investire sul welfare. Adesso a livello europeo stiamo discutendo se la spesa per il riarmo ridurrà in modo importante le risorse destinate alla spesa sociale. È anche una questione politica. Certo, ci troviamo in una situazione non bella, ma molto complicata anche a livello globale, tuttavia ci sono paesi che hanno continuato a investire nell'uno e nell'altro tipo di politica, garantendo appunto delle società forse in cui la coesione e la solidarietà e anche la sicurezza è più elevata. Però ovviamente non sono una politica, né posso dare delle risposte più di tanto politiche, mi baso su quello che ho letto e le poche ricerche che si sono occupate di questo. Grazie mille, e direi di fare un applauso alla professoressa. Io vi ringrazio la professoressa, ringrazio tutti voi per essere stati con noi questa sera, e probabilmente ci avrete seguito anche nelle scorse serate. Vi invito alla prossima edizione di Parole Controtempo, l'edizione del 2026. Se vi va, uscendo potete continuare a sviluppare delle riflessioni interessanti in merito al tema della famiglia attraverso alcuni libri della professoressa e anche attraverso la nostra rivista Ritratti Familiari. Ringrazio anche Assicurazioni Generali e l'amministrazione culturale di Pieve di Soligo. Invito l'assessore alla cultura di Pieve, insomma, di salire sul palco qui con noi per alcuni saluti finali, e vi auguro una buona serata e una buona notte.